Definirlo ritardo sarebbe un eufemismo. 11 anni, 4 mesi e 14 giorni sono tanti per il recapito di una cartolina da Bassano all'Oltrepò pavese. Eppure succede anche questo. Era il maggio 2008 quando ci fu la mitica Dunata Nazionale degli Alpini a Bassano del Grappa, un evento per la città e per tutte le penne nere che la nostra emittente, ricorderete, ha ripreso in diretta integrale, come sempre d'altro canto, portando nelle vostre case tutte le emozioni dell'evento. Quelle emozioni che i due alpini bassanesi doc, Rino Lunardon e Danilo Dal Monte, a suo tempo vollero condividere con un loro carissimo amico, uno chef di Fortunago in provincia di Pavia, e il 12 maggio 2008 gli inviarono la cartolina ricordo che state vedendo. Bello, se non fosse che qualche giorno fa Rino Lunardon ha ricevuto una telefonata proprio dal suo amico lombardo. Ha chiamato un nostro amico ringraziandolo della cartolina. Grazie della cartolina, però era ancora del 2008. Quando era Quella cartolina ci ha impiegato 11 anni ad arrivare a Pavia. Penso di sì, perché è arrivata la telefonata venerdì scorso. Rino Lunardon si commuove perché tra le firme su quella cartolina ci sono anche quelle di due persone a lui molto care che in questi anni sono andate avanti usando una frase alpina. Difatti un mio fratello, un mio cognato non c'è più. E avevano fatto la firma anche loro. Anche alla firma l'hanno fatto anche loro, sì. C'è nella cartolina anche le sue firme. Firme, tanti ricordi che sono riaffiorati dopo quella telefonata. Mi ha fatto piacere sentire i miei amici che hanno telefonato, ma però la sorpresa è stata questa. Senta, ma si è capito cosa potrebbe essere successo? Partita da Padova e dopo è arrivata, a Padova è stata ferma fino al 2016 mi sembra. E dopo adesso è arrivata a Pavia. Tra le firme anche quella di Danilo Dal Monte, amico da sempre di Lunardon. Cosa ha provato sapendo che soltanto l'altro giorno è arrivata? Ma stamattina quando mi ha telefonato l'amico qua, Rino Lunardon, dico, questo qua le devo menarmi in giro. E invece no, è vero, dice guarda che quelli mi ha telefonato Danilo così che è una cosa. Siamo rimasti di stucco, però conoscendo il comportamento delle poste non mi sono meravigliato più di tanto. E tocca quel saluto, quel ciao a presto, sapendo che è arrivato 11 anni dopo. Ancora adesso tanta emozione.